Mi ricordo specialmente Decimo Puzzo, adesso voglio spezzare una lancia a favore di Decimo Puzzo perché io negli anni '80, che avevo allora pochi euro di età, perché ne ho pochi anche adesso, ho 26 euro di età, li trasformate così sapete. Io mi ricordo che questo paese era un paese fertilissimo e c'era un via vai di gente, no? Mi ricorda certi film che ho visto in televisione delle cosiddette mondine o della cosiddetta ricca Valpadana. C'erano dei campi immensi a Rattis, a cipolle, a cavoli, comunque c'era ogni tipo di verdura e c'era anche un certo gettito economico familiare da fare invidia a questi paesi ricchi del nord. Poi i buon pensanti anche della politica hanno ingannato con le grosse rese, e poi vi posso spiegare anche le cosiddette rese dove c'è la balla, di produrre i cosiddetti pomodori o altre verdure in serra. C'erano magari delle attrezzature che se era andato da qualsiasi fabbro sarebbe costato, un esempio, 10 milioni delle vecchie lire, ma siccome che dovevano incassare sui contributi, queste fatture venivano gonfiate. Con i prodotti comunque che già erano in esubero nelle altre regioni, in poche parole hanno creato, anziché economia, diseconomia. I produttori non riuscivano a sfamare le proprie famiglie. Immaginiamoci adesso con questi signori a fare le serre. Se la mia serra è stata fallimentare, è talmente semplice il discorso. Come faccio a produrre, siccome che, come stavo dicendo, sto in campagna e sento, perché vivo le lamentele dei miei colleghi che lavorano in campagna, non riescono a tirare avanti. Questi cosa fanno? Mi riportano ancora indietro il cosiddetto prezzo, la diseconomia, per farmi morire, ma stiamo scherzando. E seguendo anche il discorso di Villassor con i cosiddetti garanti dei cosiddetti sindacati agricoli, quando ho visto questo Piras, che c'ha di cognome, che è stato anche il presidente regionale della CIA, essere diventato servo delle multinazionali, sì, aspetti, delle multinazionali indiane e cinesi, mi ricorda il programma che avevo seguito alla radio in Etiopia, i terreni fertili coltivati a pomodori, zucchine, melanzane, assatravati all'altra parte, il popolo etiope morendo di fame, solo più cose è ponoso. Se noi veramente, come stava dicendo sia Claudia e altri signori che sono intervenuti, se non divendiamo su Vapai Cosa Nostra, se è un mottus. L'altro ieri, parlando con un altro, un veterinario, ci siamo messi a discutere così della produzione della carne. Abbiamo la produzione per i sardi per 36 giorni, ma stiamo scherzando, però siamo a questi livelli. E bisogna anche dire che io, quando sento anche gli amici agricoli, bisogna bloccare su porto, mai, perché se questi delle multinazionali di punto in bianco decidessero in Sardegna non mandiamo la nave con il grano da Cabauso tipo San Doji, correggetemi se sto sbagliando, e questi quando sento che vogliono mettere impianti de cureu, de gusto selvatico, del sud per far produrre le cosiddette centrali, a me mi fa venire i brividi. Se vado a vedere nel mio territorio i campi coltivati a carciofo non hanno più prezzo, li stanno dando così a pascolo, ma stiamo scherzando? Allora falciamo questi campi, ce li abbiamo già, perché se questi delinquenti vanno a dare i cosiddetti contributi a queste persone per il mais, attualmente dopo i contadini di Villa Cidro, che là hanno i cosiddetti orti oppure giardini, i taventi che l'industria ha la precedenza per farla funzionare, fanno seccare gli agrumi, e allora dove andiamo? È un altro paese che decade. Ormai siamo in decadenza, quindi ognuno di voi, candoci besi da noi quando esce da qui, io non dico vi dovete moltiplicare anche a parole, trasmettere il messaggio, si depeu difendi, perché io mi ricordo anche 11 anni fa, in un posto di quelli che difendevano
i colleghi del popolo, avevo detto queste parole, badate bene, se noi non ci difendiamo all'inizio del terzo millennio, tutto pre-Jaus, e io dicevo, noi stiamo e siamo indirizzati a diventare noi stessi, i nostri figli, eppure la gene che verrà, i nuovi schiavi della cosiddetta modernità del terzo millennio. Al suo tempo del Nerone li trattavano più bene i nostri antenati. Noi oggi come oggi, se non ci difendiamo, valiamo meno di niente, nude, e uno quando non balli in nude non puoi fare in nude. Io quando sento che il sindaco di Decimo Puz, cioè questo manco vive Presidenza della Repubblica, ma là il popolo, dal momento che sono diventati dei paesi più poveri della Sardegna, ma si difendono o toccano andare a uso difendi? Gli uomini o le donne o chi ha mente e il sapere e la voglia di combattere, dov'è? Quindi noi dobbiamo trasmettere questo messaggio. Io vi ringrazio perché ci siete. Grazie.